La Corte d'Appello di Catania ha confermato quasi in pieno il verdetto di primo grado. Il processo scaturisce dall'operazione Proelio condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e ha fatto luce su ben radicati legami fra due clan di Cosa Nostra, quello Fragapane di Santa Elisabetta e quello Enrico di Comiso. La maxi inchiesta Proelio ha sgominato un traffico di cocaina e furti di bestiame come forma di finanziamento delle famiglie mafiose con la regia delle mafie delle province di Agrigento e Ragusa. 20 anni di reclusione sono stati dati al boss di Santa Elisabetta, Francesco Fragapane, quarantenne, pena peraltro ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato. Fragapane è anche coinvolto nell'inchiesta Montagna. Lì viene delineato il suo ruolo di capo di mandamento aspirante capo provincia di Cosa Nostra d'Agrigento ed è stato condannato alla stessa pena. Condannato a 4 anni e 6 mesi, pena ridotta oltre che per il rito, anche per le attenuanti speciali previste dalla legge sui collaboratori di giustizia, per il pentito Giuseppe 40, 52 anni, capomafia di Favara e braccio destro dello stesso Fragapane. 5 anni di reclusione, come in primo grado, sono stati inflitti a Salvatore Montalbano, 28 anni di Favara, 6 anni a Girolamo Campione, 42 anni di Burgio.